E ciao, mio padre diceva sempre poche parole e vendette. Quindi io ho cercato durante il mio percorso umano di tenere conto di questi insegnamenti. Nonostante io caratterialmente sia abbastanza sanguigno, memore sempre di quelle parole, ho cercato di contare sempre sino a 10 prima di rispondere alle provocazioni. E a questo proposito, ricordo circa 3 anni fa, ero stato in un paese qui vicino, a circa 20 km dal mio, per accompagnare mia moglie dal dentista. Era una serata molto fredda e quindi ho detto, va bene, io se permetti vado un attimo al bar, prendo qualcosa di caldo per superare questo freddo. E quindi mi ero recato a un bar di fronte e arrivato al banco il barman mi ha chiesto molto cortesemente cosa volessi e siccome io non sono un grande bevitore di alcolici o quant'altro, e poiché era abbastanza tardi per bere un caffè caldo, ho chiesto un tè deteinato. C'erano due avventori lì, due giovanottoni che consumavano la birra, anzi, per la verità avevano già 3 bottiglie di birra consumate, si sono guardati e con un sorriso d'intesa volevano in qualche modo eh, prendermi per i fondelli e uno dei due mi si rivolge con queste parole. Ma perché non prendi una camomilla? Ho detto, "Beh, veramente non ho bisogno di calmarmi, ho bisogno di una cosa calda. E va bene, un tè deteinato è come una camomilla. Quindi ho detto, "Vabbè, Paolo, conta sino a 10 e poi pensa a qualcosa." E mi è venuta alla mente una barzelletta che un mio collega raccontava spesso, eh, e quindi mi sono rivolto ai due, ho detto, ma la conoscete quella della camomilla? E questi mi hanno guardato un po' come dire, ma questo non si è incavolato. Ho detto, no, e com'è questa della camomilla? Ho detto, un tizio entra al bar, il cameriere chiede cosa desidera e lui dice, mi faccia una camomilla con 4 bustine. Il cameriere dice, ma guardi che 4 bustine sono... Che cosa gliene frega a lei? Questa è la risposta. Questi due giovanottoni, sentendomi strillare che cosa è, hanno fatto un balzo all'indietro, pensando fossi io infuriato contro di loro. Poi dopo un pochino mi hanno visto ridere e si sono ripresi e hanno capito il significato della... Che cosa gliene frega a lei? Ciao, ciao. C'è qualche immagine un po' mossa Sì? perché non riuscivo a non ridere.